Allora, l'importanza di questi convegni è sia per la cittadinanza incuriosire sull'importanza delle api, non tanto sui prodotti dell'alveare, proprio sull'importanza dell'ape per l'ambiente e poi anche, come dire, confortare gli apicoltori, aiutarli nel considerarsi parte fondamentale di questa azione. Senza gli apicoltori le api sarebbero in via di estinzione, purtroppo. Ci sono troppe avversità, però la faccenda del convegno organizzato come oggi, coinvolgendo giovani, giovanissimi, bambini delle elementari, i giovani del Cerletti che sono il futuro poi dell'agricoltura, coinvolgere personalità del mondo scientifico. Qui abbiamo università, abbiamo ricercatori, un team internazionale sul comportamento delle api, abbiamo il centro di eccellenza nazionale che è l'Istituto Zooprofilattico di Padova, abbiamo personalità del mondo agricolo, la Coldiretti in primis, e lo stesso messaggio di augurio del nostro governatore Luca Zaia ci porta deve portare un po' più di fiducia verso questo settore. Troppo spesso abbiamo difficoltà nel presentare il nostro lavoro e il lavoro delle api. Assolutamente sì, ma come ho detto nel mio intervento di apertura, io non sono un tecnico, per cui il passaggio sull'importanza dell'ape credo diventi ridondante se lo fa un sindaco. Io credo che si debba concentrarsi sul punto di vista sociologico dell'ape, ovvero, e citerò nuovamente Marco Aurelio, il fatto che ciò che non giova all'alveare non giova neanche all'ape. Questo è un insegnamento che dovrebbe essere messo in pratica in tutta la vita di ognuno di noi. Banca per Api San Biagio non è solo vicina all'agricoltura, a tutto il settore agroalimentare, ma è anche vicina al settore ambientale. L'ape è la dimostrazione in assoluto di quello che un piccolo, chiamiamolo insetto, può fare e può dare a tutto il mondo. Basta pensare che il 35% di quelle che sono le produzioni dei rati alimentari a livello mondiale ci sono grazie proprio all'ape, perché l'ape è, oltre che un impollinatore, è anche una sentinella dell'ambiente. Infatti l'ape ultimamente viene utilizzata molto per valutare la salubrità dell'ambiente che ci circonda. Quindi convegni come questo, associazioni come quelle degli apicoltori sono realtà che vanno sostenute soprattutto da noi che siamo credito cooperativo e che quindi crediamo nel territorio, siamo vicini, siamo in contatto col territorio, ma soprattutto sostenere gli apicoltori vuol dire anche sostenere l'ambiente in cui viviamo, sostenere le derrate alimentari, sostenere il nostro territorio, sostenere quello che è un ambiente sano e salubre. Inoltre devo dire che Banca per Api San Biagio è già da 2 anni che segue il mondo dell'apicoltura in un certo modo e anche finanziando certi progetti. Infatti circa 2 anni fa abbiamo finanziato quella che era l'entrata in un territorio di determinate specie spontanee di fiori proprio per agevolare la vita e la salvaguardia dell'ape in un determinato territorio. In particolare in questo territorio stiamo lavorando su un progetto che è il progetto Scuola, che tecnicamente il progetto si chiama Semi Insegni, è un progetto che prevede di coinvolgere i più piccoli raccontando quello che è la stagionalità in primis, tant'è che questo è uno dei gadget che lasciamo, che viene sempre molto apprezzato, che è la ruota della stagionalità. Quindi in sostanza ai più piccoli cerchiamo di passare un messaggio della merenda sana, della merenda buona e soprattutto di coinvolgerli attivamente in tutte quelle che sono le attività anche dell'orto. Il settore dell'apicoltura ci viene molto incontro e fa partner col progetto nostro, perché prima di tutto le api sono le sentinelle del territorio. La collaborazione con APAT ci permette di raccontare in maniera puntuale di portare in maniera puntuale questo messaggio, che a quel punto completa la nostra attività con le scuole.